Un saluto a tutti i miei concittadini. Oggi è un momento emozionante, veramente quando mi hanno attribuito la fascia e al momento della proclamazione avevo un batticuore e queste emozioni le dedico a tutti i miei cittadini. Che messaggio lanciare appunto per una nuova Cadoneghe? Ma è un messaggio nuovo, di grandissima apertura, un nuovo stile, un nuovo metodo che io avrò non solo nei confronti di chi è nella macchina comunale, ma nei confronti di tutti i cittadini. Io sono il primo cittadino, ma sono un cittadino uguale agli altri e diciamo questa fascia non è una barriera, ma è un modo per attirare tutti i miei concittadini che fino a ieri erano esclusi o non si sentivano partecipi alla mia comunità, e questo invece sarà il mio cuore che batte forte in questi momenti, lo dedico a tutti i miei cittadini. Che sindaco sarà Marco Schietaro? Un sindaco popolare, un sindaco aperto, un sindaco buono, un sindaco attento ai bisogni della gente, alle priorità della mia gente. Ci sono delle priorità, come primo cittadino ho il dovere morale e civico di darmele, e la priorità sarà il bisogno della mia gente, dei cittadini di Cadoneghe. Appunto, quali saranno le priorità, le prime cose che verranno fatte come sindaco? Le prime cose che vanno fatte sono innanzitutto ristabilire un rapporto diretto con la gente. Il comune è un comune, una casa comunale sarà una casa aperta a tutti i cittadini, bisogna rispondere immediatamente ai bisogni, quindi in tempi stretti fisserò i giorni per le udienze con i cittadini. Molto probabilmente sarà anche il sabato mattina, adesso vediamo, per anche facilitare chi lavora. E un'altra cosa che io tengo molto, dobbiamo immediatamente ripristinare tutto quel sistema che oggi purtroppo è mancato, non solo di rapporto con i cittadini, ma di attenzione alle nostre priorità. Abbiamo delle manutenzioni da immediatamente andare a ripristinare, un verde pubblico da risistemare, insomma bisogna mettere subito in sesto il comune, e poi con tutta la macchina amministrativa che ho qui in comune, con tutti i consiglieri, tutti i collaboratori, andremo a stabilire rapidissimamente le priorità della nostra gente. La giunta quando arriverà? Mi prendo tutto il tempo utile, indicativamente una decina di giorni. Ho già in testa delle professionalità interne al comune, quindi interne ai consiglieri comunali, ma anche esterni. Saranno mediamente comunque persone giovani, preparate, dinamiche, attente della nostra comunità. C'è una parola che rappresenta Marco Schietaro sindaco e l'amministrazione futura, se dovessimo dire una? Lungimirante, umile e determinato.